Evocata l'intelligenza artificiale, di intelligenza artificiale parleremo, anzi ne parlerà la collega Lisa Santucci, che già mi raggiunge, insieme con Giampaolo Stoppazzolo, dirigente esperto in sanità digitale, e in collegamento Gabriele Moretti, fondatore di Covision Group. Ciao Lisa, benvenuta. Grazie Luca. Il palco, arrivano anche le sedie, invito anche Giampaolo Stoppazzolo. 2 sedie per voi ci sono. Perfetto. Arrangiatevi. E quindi, non lo so, riusciamo a sederci, dottor Stoppazzolo, perché qui l'artrite... Io sto in piedi, perché sono giovane. Quindi. Io mi siedo con piacere e vi do il benvenuto in questa fase, ma ci ha lanciato già la palla il direttore Giovanni Pavesi, ha detto per i farmaci da gestire sul comodino qui se non interviene l'intelligenza artificiale, e noi siamo pronti. Ho capito. Anche perché gli interventi che ci hanno preceduto ci hanno dato un quadro molto preciso, abbiamo scenari nuovi, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, i servizi che ci sono non vanno bene, non sono attuali, c'è bisogno di più strutture da proprio creare nuove per la cura e l'assistenza. La buona notizia è che qualcuno sta già lavorando da tempo proprio in questo campo. Sì. Bene, buongiorno a tutti, grazie ovviamente a Luca Ancetti, Roberto Volpe, Vincenzo Riboni, Pierluigi Ancillotto. Però voglio fare una battuta perché ci sono interventi troppo seri, no? Quindi adesso ragazzi andiamo a male, perché passiamo dalla Serie A calcistica di Pavesi alla Serie C del Vicenza. Però un grande Vicenza. Faccio anch'io, professor Rosina, un dato demografico. Pensate che per ogni singola partita al Menti ci sono più spettatori rispetto a tutte le altre 9 partite del campionato di Serie C, ma non dico altro. Allora, passiamo al mio intervento. Da ieri io ho cambiato status, l'ho capito, perché avendo 66 anni non ho parlato di terza età, non ho parlato di anziani, ma parlo, come ha detto il professor Filippi, di transizione demografica. No? Quindi adesso mi sento in fase di transizione. 4... Sei anche in transizione sul palco. Sì, no, perché faccio fatica a leggerli. Allora, 4 i momenti, mi metto in piedi, scusate, ma faccio fatica. Allora, 4 i momenti del mio intervento sarà un intervento galoppante, perché non ho molto tempo. Un contesto sociodemografico rapidissimo, perché illustri relatori prima di me l'hanno già ben descritto. Dirò 2 cose sull'intelligenza artificiale di cui mi sono interessato in questi ultimi 2 anni e delle cose che ho fatto in questi ultimi 2 anni, dopo il mio pensionamento, dopo 37 anni. Ringrazio Regione Veneto, US 4, 5, 6 e 8, nella quale mi sono formato. Ho finito comunque in un'azienda della Angela Aduce, in Basilicata, quindi ho visto nord e sud, e poi parleremo di una ipotetica piattaforma di servizi digitali per anziani. Questo in qualche modo è stato detto anche ieri. Qui vedete una tabella molto interessante, le varie nazioni, l'aspettativa di vita, in Italia 71 anni, senza malattie, e 12 con le malattie. Quindi dopo il Giappone siamo la nazione più longeva. E quella fascia gialla è quella fascia nella quale noi dobbiamo lavorare di più, e questa della fascia della transizione demografica. Dato rapido, 7 milioni di ultra 74 anni, ma non ne parlo nel 23, più donne, purtroppo per noi maschi, vivono meglio, si nutrono meglio, certamente, e sono più fortunate geneticamente. Tanti anziani soli, quasi 3 milioni di anziani soli, anche io ho 66, vabbè, diciamo sopra 65 anni o con un figlio. Quindi vedete, praticamente 3 milioni soli, si parlava di solitudine, qualcuno prima di me ha parlato di quel termine giapponese, mi pare il presidente Roberto Ciambetti, in cui dice la morte in solitudine, e 2 milioni e 300 con un figlio. Vedete, qualcuno ha parlato anche di fragilità, come la fragilità è aumentata negli anni, no? Quindi la necessità di intervenire dal 2011 al 2021. Un dato, qui siete tutti esperti, assistenza domiciliare integrata, 500.000 di persone in Italia, oltre i 65 anni, e circa 500.000 in Veneto, le chiamiamo residenze assistite, RSA, case di riposo, quello che volete. Cosa può fare l'intelligenza artificiale? Un piccolo chiarimento, perché tutti ne parlano, tutti dicono, ma l'avete mai usata veramente? L'avete provata nei vostri servizi? Ci sono 2 tipi, quella che si chiama machine learning, cioè che individua dei pattern
che dopo tenta di replicare, e questa va bene ad esempio per il supporto diagnostico ai medici, l'ho usata anch'io, personalmente vi farò rapidamente vedere come. E quella che invece adesso conosciamo tutti con OpenAI e ChatGPT, cioè l'intelligenza generativa, che va a cercare su internet e riesce a creare testi, immagini, video e anche qualcosa vedremo per il sociosanitario. Ovviamente ieri avevamo l'amico Domenico Mantoan che con Agenas hanno fatto un lavoro poderoso, perché questi due decreti che finalmente dopo 30 anni hanno regolamentato la telemedicina dando delle linee chiare di indirizzo sono stati preparati da Agenas per il Ministero. E su questi bisogna andare nei 4 servizi, quindi il digitale, l'intelligenza artificiale, la telemedicina può aiutare non solo l'anziano ovviamente, ma anche, abbiamo parlato di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza. Questo è quello che ho fatto, sto lavorando nel privato adesso 2 anni, no? Quindi questo è già attivo, questo l'abbiamo venduto ad esempio alle casse mutue, ai servizi di welfare, nel privato, ma è fattibile anche per il pubblico. Abbiamo parlato di PNRR, un'app o una web app, la possibilità di chiedere una televisita, un videoconsulto. In teoria la televisita andrebbe fatta per chi ha già fatto una visita fisica, il videoconsulto per chi non si conosce, una piattaforma di telemedicina e dei device, li vedete, un wearable. C'è uno smart sensor monotraccia che permette di monitorare per 7 giorni in continuo un tracciato elettrocardiografico, quindi pazienti con scompenso, pazienti dimessi all'ospedale, e un multiparametrico che rileva pressione arteriosa, sistolica, diastolica, frequenza respiratoria, temperatura e frequenza cardiaca. Scusami Giampaolo, sì. tu ci stai mostrando una cosa che sembra una traccia di un film, ma tutto questo c'è già e funziona. C'è già in funzione da 1 anno, io lo sto già usando in una struttura, cioè in un servizio privato a livello nazionale da 1 anno, quindi quello che si diceva ieri, che sarà nelle regioni, che ci sarà, però unico vantaggio, nel pubblico io in 6 mesi ho fatto quello che nel privato, scusate, come diceva che il nel dottor pubblico, Paesi. ma non perché io ho vissuto nel più grande, Vicenza number 1, scherzo, no, numero 1, ma nel più grande pubblico italiano ci vuole più tempo, come diceva Pavesi, le regioni devono decidere. Nel privato in 6 mesi ho fatto tutto questo, assieme ad altri, ho fatto tutto questo. E qui vedete, i più vecchi, siamo tutti vecchi, Odissea 2001, no? Cos'è che utilizziamo? Utilizziamo Symptom Checker. Symptom Checker è uno strumento che permette al paziente di parlare dei propri sintomi, gestito completamente dall'intelligenza artificiale. Si chiama Learner, gestisce 9.000 domande, 45.000 sinonimi, 1.800 sintomi, 1.000 patologie, con il sistema del deep learning cosiddetto, completamente in autonomia, e io mi sono inventato un ranking, perché poi io, nella pratica, metto in confronto la diagnosi che propone l'intelligenza artificiale con quella proposta dal medico. Se è la stessa è 1, 2 e così via. Perché c'è un meccanismo di rinforzo e l'algoritmo impara. C'è una concordanza, direi, del 98%, quindi anche in questo caso è un'intelligenza intelligente. Pone delle domande, qui vi faccio solo un esempio, man mano che il paziente risponde va avanti con delle domande, quindi una sindrome vertiginosa come esempio, e quindi in maniera anche molto semplice c'è anche un bot vocale che le dice, se uno fa fatica a capirle, e poi alla fine fa un report in cui c'è il sintomo principale, il grado d'urgenza, l'ipotesi di probabilità scalare di diagnosi, vedete, le risposte affermative e negative, quindi il medico in pochi secondi si trova un'anamnesi che anche in un pronto soccorso farebbe fatica a fare, ecco, che non lo chiamo referto correttamente, ma un rapporto in cui c'è la parte anagrafica, il sintomo principale, quello che ha visto durante un videoconsulto, perché poi il medico nella stessa piattaforma in televisita interagisce col paziente in tempo reale, la diagnosi codificata con l'ICD-11, vedete il suggerimento prescrittivo, farmacologico, il nome commerciale, collegamento con Codifa, 15.000 specialità, la specialità, la composizione, la formulazione, la posologia, le indicazioni di indirizzo e un link anche alla descrizione della patologia, questo in 5 lingue, e questo già si fa. Cosa c'entra lo spazio, direte? Come mai lo spazio? Ho avuto la fortuna di monitorare un nostro astronauta che ha partecipato alla missione spaziale nella stazione internazionale quest'anno. Sono andato anche 2 volte a Cape Canaveral e Houston. L'abbiamo monitorato con lo smart sensor per più di 1 milione di battiti e in maniera multiparametrica. Abbiamo fatto dei videoconsulti dalla Terra allo spazio, questo perché per valutare l'effetto dell'assenza di gravità orbita a 480 km
sulle condizioni cardiovascolari. Perché dico questo? Perché non è molto differente, perché un astronauta dopo 18 giorni nello spazio è come un anziano con insufficienza cardiaca. Ci mette più di 3 mesi per recuperare, 1 anno per recuperare completamente. Quindi lo stesso l'abbiamo applicato ovviamente più facilmente con gli anziani, e questo permette di monitorare in che modo? Vedendo in tempo reale, quotidianamente, i bioparametri e gli scostamenti dei bioparametri, e questa è una cosa già attiva che nell'anziano, ma non solo, anche nella prevenzione, cioè prima Pavesi, ma neanche manco zucchero, quindi prevenzione serve molto, perché prima del sintomo rileva l'alterazione del bioparametro. Lo stesso, un sistema di elettrocardiografia con un algoritmo di intelligenza artificiale che va subito, vedete 2 extrasistoli ventricolari, sulle aritmie, anche questo è un aspetto importante. Corro, cosa può fare l'intelligenza generativa? Ho provato ad usare ChatGPT versione 4 per sottoporre un caso di disabilità, gli ho posto un caso di disabilità visto reale da un fisiatra, per dire: mi tiri fuori i codici ICF, quei codici che uniscono le condizioni di salute alla situazione ambientale per definire lo stato di disabilità nella SVAMDI. Il Veneto si è inventato la SVAM, poi ha fatto la SVAMDI per i disabili. E quindi gli ho detto: c'è un caso di Antonio, riesci, questo qua sono gli screenshot, vedete, reali di ChatGPT 4, riesci a definirmi lo stato di disabilità con il dominio, il sottodominio, il qualificatore? E mi dice: guarda, sì, io li conosco, quindi ha dimostrato di conoscerli, sono questi: la mobilità articolare, la limitazione ad altre abilità, attendo i dettagli. Questo era un caso abbastanza giovane, però può essere un anziano, di un ictus ischemico, adesso non ve lo descrivo, visto, questo qua era il referto del fisiatra. Gli ho dato in pasto il referto, certamente esaminerò. Lui ha cominciato a mettermi tutti i domini, sottodomini, dei codici ICF che servono per compilare SVAMDI per avere poi i servizi, però a un certo punto gli ho detto: belli, vedete la complessità? Gli ho detto: mi fai una tabellina in cui mi mette tutto e mi sintetizzi, e mi ha fatto i domini, i sottodomini e i qualificatori con punteggi. Questo praticamente in 1 minuto e mezzo. Quindi possiamo usarlo? Non possiamo usarlo? È chiaro che questo faciliterebbe, perché il lavoro fisico è stato fatto, ma ChatGPT ha dimostrato di saperci aiutare. Rapidissimamente 2 cose che abbiamo fatto a Vicenza con i colleghi: il telemonitoraggio di pazienti con scompenso cardiaco cronico con i colleghi di Arzignano. In un'unica slide ho sintetizzato: abbiamo monitorato per più di 36 mesi una trentina di anziani per peso, ossimetria e pressione arteriosa. C'era la frequenza di monitoraggio settimanale a seconda dei livelli di patologia, gli alert, perché se venivano superate delle soglie c'era una centrale operativa 12 ore al giorno che andava a gestire gli allarmi. Sulla sinistra vedete gli allarmi gestiti. La cosa più interessante è stata bella, no? Perché dopo noi abbiamo confrontato cosa è successo 36 mesi prima del telemonitoraggio, 36 mesi dopo. Questi sono i ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco prima del telemonitoraggio, stessi pazienti, e dopo il telemonitoraggio. Accessi al pronto soccorso prima e dopo. Per tutte le cause, invece non solo per scompenso, ricoveri prima e dopo, accessi al pronto soccorso prima e dopo. Quindi, per non parlare di costi, guardate i costi. Da prima e dopo si sono ridotti a meno di 1/3. Quindi... Giampaolo, questa esperienza ci dice che l'intelligenza artificiale, su cui c'è un grosso dibattito perché sostituisce l'aspetto umano, l'aspetto professionale, no, la risposta è no, può essere di supporto, ma abbiamo anche un ospite in collegamento con cui tu lavori. 2 slide e ho finito. 2 slide, mi hanno levato tutto. Cosa è successo? No, avevo 2 slide solo da far vedere. L'intelligenza artificiale te l'hanno già tolta. No. Riesco a finire o no? Guarda, c'è Gabriele Moretti. Allora guarda, dovevo parlare di 2 cose, così saluto anche Gabriele Moretti. L'ultima cosa che vi farò vedere, se c'è ancora, se no non importa, ma non importa, la dico a voce. Abbiamo fatto un altro progetto, ringrazio Scanagata che guida Fondazione Sammoto, radiologia mobile digitale. Ricordatevi che forse non lo sanno, qua non so se lo sa neanche l'assessore che non c'è, a Vicenza, nella Ursotto, si fanno i raggi in casa di riposo in maniera digitale, senza spostare l'anziano. Ultimi 2 anni, 2000 radiografie fatte agli anziani,
più del 50% fatte con il sistema digitale, quindi senza spostarlo. Eccolo qua, un attimino, vedete? SAC, 1977 esami fatti e negli ultimi 2 anni più di 1000 in casa di riposo con un sistema digitale senza spostare. L'avevo già provato nel 2003 ai tempi non prematuri, nel 21 prima di andare via l'ho fatto. Adesso Ecco, ti tolgo io la... piattaforma di servizi, piattaforma di marketplace per i servizi sociosanitari, assessment, valutazione, piano assistenziale e tutti questi servizi che potremmo fare, quindi dalla gondola all'astronave, qui a Venezia spostavano così, un passaggio l'abbiamo fatto. Allora presento pure, mettete in collegamento Gabriele Moretti, scusate di questa corsa che ho fatto. Sì, allora, anche per la tenuta del fiato. Saluto Gabriele Moretti. No, Benvenuto Gabriele. Che questo è un giovane, non dico quanti anni, ma è giovanissimo, veramente, un giovane, ma già grande imprenditore con una grande azienda di servizi digitali che forse in queste cose ci crede. Vi ringrazio. Grazie Giampaolo. Grazie Gabriele Moretti per questo tempo che è un po' tiranno, ma ci tenevamo ad avere questo contributo, perché parti come ingegnere, poi diventi un imprenditore e diventi un imprenditore che guarda proprio dentro a questa tematica e che sta lavorando molto in questo campo. Con che tipo di esperienze? Bene, noi ci occupiamo di customer experience, quindi di quella parte di gestione delle esigenze dei clienti che, se gestiti in modo, diciamo, adeguato, possono migliorare la vita delle persone e la qualità dell'accesso ai servizi. Però forse è più facile se passo rapidamente a descrivere i servizi che facciamo come azienda, così secondo me inquadrate un po' meglio quali sono gli aspetti della nostra attività che possono influenzare in modo forte il mondo, diciamo, che ci aspetta in futuro, come hanno ben descritto gli interventi precedenti, un mondo sempre più anziano. Beh, tanto rapidamente il nostro gruppo, che si chiama Covisian, è un gruppo italiano, multinazionale, diciamo che quest'anno sfioriamo il $500 milioni di ricavi e facciamo un mestiere particolare che è quello di ascoltare le persone e risolvere i problemi. Noi lavoriamo per svariati settori, dalle banche alle assicurazioni, ma negli ultimi anni lavoriamo tantissimo nel mondo dell'healthcare, perché chiaramente le esigenze di servizi sempre più tecnici e sofisticati da parte dei pazienti stanno crescendo e quindi abbiamo moltissimi clienti nel settore healthcare, qui ce ne sono una parte di quelli italiani, ma soprattutto abbiamo iniziato a sviluppare iniziative per poter utilizzare le nostre competenze in termini di gestione della customer experience, quindi capacità di ascolto e capacità di soluzione dei problemi, proprio per indirizzare le esigenze dei più anziani. Noi abbiamo fatto numerosi investimenti, per citarne alcuni. Esiste una piattaforma in Italia che si chiama Coop Solidale che permette per il mondo privato di prenotare visite direttamente dal web. Abbiamo capito che questo tipo di servizio aveva dei forti limiti di accesso per le persone più anziane, allora abbiamo creato un servizio dove la tecnologia viene reinterpretata a favore di chi la tecnologia la vede molto spesso come una barriera all'ingresso. Soprattutto se qualcuno ha qualche anno in più, la vive proprio come un handicap, in realtà poi... No, scusate che mi dicono dalla regia che non era partita la presentazione, no. Quindi grazie mille. Eccolo, adesso sì. Ecco. Ok, perfetto, scusatemi. No, dicevamo che quindi abbiamo creato questa piattaforma che si chiama Centralino Sanitario, anche con questo nome un po' forse anni 50, proprio per fare in modo di poter dare accesso agli anziani che hanno più difficoltà di accesso alle tecnologie attraverso una semplice telefonata a dei servizi estremamente sofisticati. Questa è una breve premessa, diciamo, delle nostre attività principali.
e farei un passaggio invece su un approfondimento tecnologico, cioè di come noi vediamo l'intelligenza artificiale, ma in generale diciamo le nuove tecnologie nell'ambito appunto dell'assistenza alle persone attraverso attività remote. Quindi immaginate che noi abbiamo un'organizzazione che sviluppa 1 milione di contatti al giorno in 46 siti e che coprono 6 geografie a livello mondiale. Quindi la potenzialità di questo strumento è davvero enorme. Quindi cosa dire dell'intelligenza artificiale quando la introduciamo nei processi conversazionali critici? Cosa intendo? Intendo una persona che ha bisogno di assistenza, ma banalmente un anziano che deve fare un bonifico, che ormai non riesce più ad andare in nessuna filiale, perché anche loro ormai hanno tutti i siti web, app e servizi telefonici, dove noi stiamo vedendo che si ricorre molto spesso all'intelligenza artificiale in modo, a nostro parere, inadeguato. Per questo abbiamo sviluppato una nostra filosofia che ci ha guidati anche nello sviluppo di nuove tecnologie che abbiamo brevettato, che stiamo proponendo soprattutto nel mondo dell'healthcare, dove il processo conversazionale è critico per definizione, no? Tanto per cominciare, la tecnologia non è il fine ma un mezzo. Molto spesso tutti si riempiono anche la bocca di parole altisonanti perché appassiona molto l'innovazione, appassiona il progresso, però non dimentichiamoci mai che la tecnologia è il mezzo e non il fine. Il fine nostro è sempre e comunque la customer experience, cioè che il cliente viva un'esperienza piacevole, accessibile e questo è il purpose un po' della nostra azienda, e che alla fine della conversazione si senta soddisfatto perché gli abbiamo reso la vita più facile. Quindi, Gabriele, ti chiedo scusa, purtroppo dobbiamo correre un pochettino, quindi allora vado rapidamente. Hai fatto una interessante osservazione sul tema dell'AI che sostituisce le persone o non sostituisce le persone. Secondo noi non sostituisce le persone, ma le aiuta. Inoltre non invece è un mantra che noi portiamo avanti da più di 10 anni, dove ogni tecnologia che viene introdotta permette di migliorare il lavoro delle nostre persone, ma anche del cliente che ci chiama o del paziente che ci chiama. Un aspetto molto interessante è una reinvenzione che noi abbiamo fatto dell'introduzione dell'AI, dove sostanzialmente invece di utilizzare l'intelligenza artificiale, come spesso vi accade quando chiamate dei call center o dei contact center, dove vi trovate davanti un bot che vi risponde, e credo che tutti voi abbiate provato questa esperienza e tutti voi vi siate traumatica, esatto. Abbastanza. E immaginate un anziano che quindi si trova di fronte a questo muro tecnologico agghiacciante. Noi abbiamo inventato una metodologia e un software che permette sostanzialmente di mettere sempre prima un umano che riceve la chiamata, capisce l'esigenza, rassicura il chiamante ed eventualmente, se il caso lo permette, passa un assistente virtuale per risolvere il dettaglio della situazione. Questo credo che sia un modo, un'idea semplice ma disruptive in un mondo dove tutti cercano di automatizzare tutto. Noi crediamo che l'automazione sia necessaria, anche in ottica dei numeri che dicevano bene prima negli altri interventi gli esperti, perché se avremo tanti anziani da servire e poche risorse da usare, l'AI sarà una risorsa fondamentale, ma deve essere usata nel modo adeguato e guardando sempre alla customer experience. Gabriele, ti ringrazio infinitamente, ti abbiamo chiesto purtroppo di condensare un'esperienza invece affascinante e molto fondamentale, come stai dicendo, visto tutta l'introduzione di questi stati generali, e questa sarà la sfida che voi state già affrontando ma che dovrà essere affrontata in generale da tutti. Grazie davvero per il tuo contributo
in questa nostra giornata, grazie a Giampaolo Stoppazzolo per il suo. Vi congediamo perché la giornata è densa di argomenti e sono tutti molto importanti.